Dopo le proteste dei giorni scorsi da parte di una settantina di pescatori e pescatrici e le tensioni delle scorse settimane, il Consorzio dei pescatori di Scardovaria ha un nuovo presidente. Si tratta di Paolo Mancin, vicepresidente durante la reggenza di Luigino Marchesini e vittima nel novembre scorso di un attentato incendiario alla sua Cavana. Un sintomo già allora di come il clima dalle parti di Porto Tolle non fosse affatto tranquillo. Ora, da neopresidente, Mancin è chiamato a far tornare serene le acque, dando più tranquillità al comparto. Servono soldi, servono aiuti e serve fare qualcosa contro il granchio blu. Quando le vongole sono in sofferenza vengono in superficie, anche le alghe ci mettono in su, e il granchio blu che ha invaso le nostre lagune ha trovato il pane precedenti, le ha trovate lì pronte da depredare. Da qui si parte, c'è tutto da ricostruire, in primis l'unità all'interno delle 14 cooperative che formano il consorzio. Tra queste, con 1500 soci, oltre 700 sono donne, scarsamente però rappresentate ai vertici. Uno dei temi forti della protesta delle scorse settimane, Mancin risponde così. La legge prevede che all'interno delle cooperative ci sono le assemblee dei soci, le assemblee nominano i consiglieri delle cooperative che possono essere donne, io al mio interno ne ho una. Il problema è che nelle cooperative si fa fatica ad avere donne che si impegnino, perché oltre a fare il lavoro di pescatrici hanno anche la loro attività in casa, però questo non preclude assolutamente che le donne siano presenti all'interno del consiglio del consorzio o delle cooperative. Polemiche e discussioni a parte, a Mancin i pescatori chiedono azioni concrete. La Regione ha appena concesso che i pescatori che cambiano lavoro momentaneamente per mancanza di reddito potranno comunque mantenere la licenza di pesca. Un primo passo, ma serve altro. Chiediamo la sospensione dei mutui per i pescatori, di tutti i mutui dei pescatori, perché bisogna essere precisi, perché forse hanno capito male o hanno fatto finta di capire. I politici o i pescatori? I politici. Il loro programma è trovare assolutamente aiuti veloci per i pescatori, perché al momento sono loro che stanno soffrendo da ottobre una mancanza di reddito.